Professor Roberti, oggi primo incontro col CAL per cominciare a sincronizzare e sintonizzare i rapporti. Sì, questo primo incontro è intanto per conoscerci, per tracciare delle linee per il prossimo futuro e per capire come affrontare delle criticità che oggettivamente ci sono. Già oggi abbiamo sentito qual è la differenza di approccio tra i vari presidenti delle UTI con le UTI stesse, nel senso che ci sono alcuni che rappresentano delle unioni che funzionano, altri che rappresentano dei problemi significativi. Questo sarà il compito principale, cercare di uniformare un territorio che ad oggi uniforme non è, garantendo gli strumenti adeguati a tutti i sindaci per poter affrontare le esigenze del proprio territorio e soprattutto fornire servizi ai cittadini. Oggi l'annuncio di una svolta nella gestione del territorio che verrà ratificata già giovedì nella prossima riunione del CAL, Presidente e l'assessore. Sì, togliamo la prima imposizione che c'era in ordine temporale, che c'era sul testo della legge 26, quindi la data del 1° luglio, data nella quale far confluire le ulteriori funzioni all'UTI stessa, viene tolta dal testo della legge e viene inserito un più generico dalla data scelta dall'Unione. Quindi si dà la parola ai sindaci già con la prima delibera nei fatti, quindi saranno i sindaci stessi aderenti all'Unione a stabilire se e quando conferire le ulteriori funzioni, nell'attesa di provvedere agli ulteriori aggiornamenti. E poi comincerà, tolte le penalizzazioni e tolte l'obbligo di adesione, quindi concedendo la facoltà ai sindaci di poter uscire liberamente dall'UTI, comincerà quella lunga fase di ascolto, come ho detto poc'anzi, una fase che dovrà coinvolgere in modo assiduo anche il CAL stesso come Consiglio dell'Autonomia, e quindi un consiglio dove i sindaci stessi si esprimono sul proprio territorio, sulle esigenze che hanno, e da quella lunga fase di ascolto spero arriveremo fuori con una riforma che è condivisa, e quando è condivisa anche dai sindaci che sono a diretto contatto con i cittadini non potrà che essere una riforma ottimale per tutto il territorio.